Ci troviamo sul ponte di Badua e Kerku in territorio di Oliena. Siamo venuti a documentare lo stato dell'arte. I lavori sono stati conclusi il 28 di febbraio, data della riapertura del ponte. Lavori che non sono terminati completamente, che proseguiranno senza però inficiare la sicurezza della carreggiata. Un ponte necessario per il territorio, soprattutto per chi da Oliena e da Orgosolo vanno verso il capoluogo e viceversa. Un territorio che purtroppo patisce per queste infrastrutture che andrebbero rifatte, riprese, rimodernate, ed è ciò che lamentano gli amministratori e i cittadini che quotidianamente attraversano queste strade. Come potete vedere, il traffico ormai è ripreso, molto traffico, perché comunque è un'arteria fondamentale per il territorio. È un territorio che adesso sta patendo anche la chiusura della galleria di Mughina, che serve per decongestionare il traffico in entrata verso il capoluogo. Naturalmente i lavori proseguiranno, abbiamo documentato quelli che sono stati fatti e si spera che questo sia solo l'inizio di un ammodernamento, di un rifacimento di queste arterie che sono necessarie per lo sviluppo del territorio.